Allora, siamo a Pofabro con la signora Loredana Olivo. La signora è un hobbista perché effettivamente questa non è la sua professione, come d'altra parte realizzare questo tipo di calzature non è mai stata una vera e propria professione, e ci dimostrerà come si realizzano quelle che nel friulano locale si chiamano scarpetti, in altre zone della regione scarpezzo, staffettis, perché in effetti si tratta di calzature diffuse un po' in tutte le Dolomiti, che però da zona a zona presentano delle caratteristiche peculiari che aiutano anche un occhio esperto a capire da quale zona provengano esattamente quelle che sta vedendo. Allora, i materiali sono: all'inizio abbiamo gli stampi delle suole e gli stampi della tomaia. Dallo stampo si ricavano i vari pezzi per metterli sul velluto che servono. Poi sì, i vari pezzi di stoffa bianca, il velluto, andiamo avanti, naturalmente lo spago, poi ci vuole anche questo arnese Questo che pezzo fa di parte puntaruolo sempre di che esatto, in friulano la subla. Qua servono diversi strati per fare allora la suola, diversi strati di tela bianca o quello che sia, non ha importanza. E per quanto riguarda la tomaia, le misure delle tomaie come... È la misura delle tomaie lì, bisogna, col tempo si fa un po' di l'occhio. l'occhio, ecco, anche quello sì. Allora bisogna prendere la tomaia quando è chiusa, così, e qua, e vedere se corrisponde dalla punta qua fino a qua giù. Questo non andrebbe bene per Perché è questo troppo tipo. grande. Ecco, esatto. Adesso bisogna mettere la cordella. Si cuce la cordella così. Vediamo. Così. Dentro. È un po' dura anche questa. Così. Poi si gira e si copre Fissa così dall'altra parte. e si sormonta così, rimane tutto chiuso dentro. E di solito, se riuscivano a trovare, facevano le suole con i pezzi delle ruote della bicicletta, ricavavano la suola e queste servivano per ogni giorno, perché naturalmente non potevano usare queste nel bagnato, Chiaro. erano tenute come un lusso, se volendo.